Il 27 dicembre del 2023 ha segnato la fine del precariato dell'Equa, il Consorzio Universitario di Agrigento. I dipendenti a tempo determinato hanno firmato il nuovo contratto a tempo indeterminato dopo anni di attesa e diverse amministrazioni che si sono susseguite, che sarà attivo a partire dal 2 gennaio del nuovo anno. L'amministrazione, presieduta dal dottor Mangiacavallo, ha mantenuto la promessa fatta ai dipendenti precari, avviando una serie di procedimenti propedeutici per arrivare all'obiettivo. In primo luogo hanno dato risoluzione all'annosa sistemazione dei conti, con relativa approvazione del bilancio, senza il quale non si sarebbe arrivati al risultato raggiunto. Il presidente dell'Equa Mangiacavallo esprime profondo orgoglio per questo risultato che segna la fine di un percorso lungo e tortuoso per i lavoratori precari assistiti dalle sigle sindacali CGIL e CISL, con le quali sono intercorsi dialoghi fattivi e collaborazione che alla fine hanno dato i risultati agognati. Un ruolo importantissimo nel gestire le procedure amministrative lo ha avuto il responsabile del consorzio, la dottoressa Grado, che ha egregiamente portato avanti nelle fasi di stabilizzazione del bando per il concorso per i titoli e l'esame alla firma dei contratti. Il consiglio di amministrazione, con il capo il presidente Mangiacavallo, può così annoverare questo risultato tra i numerosi raggiunti che hanno fatto crescere il Consorzio Universitario di Agrigento a nuova vita, quando dal loro insediamento c'erano tutti i presupposti per la chiusura e la perdita di un ente prezioso per il territorio agrigentino, con disagio di tutti gli studenti che avrebbero dovuto sostenere molte più spese trasferendo i loro studi presso altri atenei, e per tutti coloro che considerano il consorzio universitario un vero e proprio perno sulla quale ruota la cultura nella città e nella provincia di Agrigento.